Maxi processo alla camorra sul litorale, anche la Regione si costituirà parte civile, lo farà nelle prossime udienze, ma prima l'Avvocatura si riserva di valutare ogni singola posizione. Approvata la graduatoria del bando per le case popolari, i primi assegnatari sono i veneziani residenti da almeno 25 anni. Veneto ancora nella morsa dello smog, in regione il PD definisce inutili i blocchi del traffico se non sono accompagnati da altri provvedimenti e lancia una serie di proposte. Niente stivali, la marea a Venezia ora è al contrario, dopo l'acqua alta arriva l'acqua bassa e ha registrato un livello di meno 50 cm sul medio mare. Blitz dei carabinieri ieri sera nell'appartamento di una coppia di spacciatori residenti a Mestre trovati con sassi di eroina sono stati arrestati. Un modello scientifico capace di prevedere le piene dei fiumi con un anticipo che permetta di prendere decisioni efficaci a tutela di popolazioni e territori è quello messo a punto dalla Regione. Nonostante la ripresa nell'ultimo quarto, l'Umana Reyer in Eurocup si è dovuta rassegnare alla sconfitta nella partita di Coppa contro i tedeschi dell'Oldenburg. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo dal maxi procedimento per le infiltrazioni della camorra sul litorale. Siamo stati oggi, giorno dopo la prima udienza del maxi processo in aula bunker, siamo stati a Eraclea lì si chiede, si invoca di ricominciare da zero. Adesso la giustizia faccia il suo corso, affermano i cittadini che sperano si possa evitare il commissariamento del comune per mafia. Non andare più a votare, e vanno a casa tutti, debellare tutto il sistema, riniziare da zero, perché se non si rinizia tutto da zero non si ottiene più niente. Dovevano svegliarsi prima. Perché dice questo? Perché 20 anni che vanno avanti con questa situazione. C'è esasperazione in piazza Eraclea. È dal blitz del 19 febbraio dell'anno scorso che la situazione è sospesa e all'indomani dell'avvio del maxi processo contro la camorra nell'aula bunker di Mestre la richiesta è soltanto una: voltare pagina una volta per tutte. Eraclea molto probabilmente ha l'intenzione di partire, di cambiare marcia per un'amministrazione e un comune che faccia il bene della comunità e del paese. È un pessimo effetto, però è importante che venga fuori, che la gente prenda coscienza che il problema c'è veramente, che non è una montatura e che quindi prenda coscienza che abbiamo bisogno di fare qualcosa di importante contro questo problema. In municipio il commissario prefettizio Giuseppe Vivola è al lavoro, gentilmente dice di non voler rilasciare dichiarazioni, che il momento è delicato. Non è opportuno, insomma, veramente. Ti ringrazio. Oltre al processo, del resto, la partita è anche amministrativa, con il Viminale che sta decidendo se sciogliere il comune per mafia, il primo caso del genere in Veneto, un'ipotesi che preoccupa. Vengo su, abito qua in centro, vengo su il pomeriggio e basta, ma vado al bar, non si parla altro che di questo e basta. Non si sa più nulla neanche come comportarsi, insomma. Non resta quindi che guardare al corso della giustizia e al nuovo anno. Abbiamo fiducia nella magistratura e basta, farà il suo corso come è giusto che sia. Speriamo che adesso con il nuovo anno, insomma, se si riparta da zero, vediamo insomma, che cosa farà la giustizia. Insomma. E nel maxi processo per la camorra sul litorale anche la Regione del Veneto si costituirà parte civile, lo farà nelle prossime udienze, ma prima sarà l'Avvocatura di Stato a riservarsi di valutare ogni singola posizione. Anche la Regione del Veneto si costituirà parte civile nel maxi processo contro la camorra, ma prima attraverso la propria avvocatura vaglierà ogni singolo capo di imputazione, ogni singola posizione. Dietro quindi alla mancata costituzione nel primo giorno di udienza preliminare da parte di Palazzo Balbi c'è una strategia, quella di indirizzare le proprie energie processuali nei confronti dei soggetti che maggiormente hanno provocato un danno d'immagine e istituzionale alla città di Eraclea e all'intera costa, da Caorle a Jesolo. Questo vale anche nei confronti delle
dell'ex sindaco eracleense Mirko Mestre, che ha chiesto il giudizio immediato e che sia il tempo della strategia processuale. Lo affermano anche i tanti legali che hanno affollato l'aula bunker di Mestre, dove non si assisteva a scene del genere dai tempi di Felicetto Maniero. 76 gli indagati da Eraclea, Venezia, Caserta, ma anche da Padova e Treviso. Che la situazione sia fluida lo confermano gli stessi difensori, in questo caso l'avvocato Jacopo Stefani, legale di Giacomo Fabozzi, una delle posizioni più delicate. È ancora tutto in itinere e la valutazione verrà fatta all'esito di quest'udienza. Altrettanto delicata la posizione del sandonatese Samuele Faè, accusato di concorso. Adesso valutiamo qual è la posizione del GUP anche rispetto alle indagini ulteriori di cui è stata depositata documentazione solo venerdì, dopodiché valuteremo. Ma c'è anche chi ha già le idee chiare, come nel caso dell'avvocato Enrico Tognetti, che difende un italiano e 2 stranieri, accusati anche di cessione di armi e droga, entrambi al momento irreperibili. Non ci saranno richieste di vita alternativi per nessuno dei 3 assistiti. Per quanto riguarda il soggetto italiano, penso che potrà essere chiarita la sua posizione. E a dire che le mafie e gli atteggiamenti mafiosi vanno respinti sia dai cittadini che soprattutto dalle istituzioni è il ministro veneto ai rapporti per il Parlamento Federico D'Inca. L'auspicio è che gli amministratori veneti si schierino con coraggio, fermezza e convinzione e in tutte le sedi dalla parte della legalità e contro chi mette in piedi sistemi marci come quello finito sotto la lente di ingrandimento a Eraclea. Queste le parole del ministro. Cambiamo tema perché è stata approvata la graduatoria del bando per le case popolari, primi assegnatari i veneziani residenti da almeno 25 anni. Quasi 2.500 persone hanno partecipato al bando che il Comune aveva pubblicato 6 mesi fa per assegnare oltre 300 case popolari tra Venezia, Isole e Terraferma. In soli 3 mesi abbiamo pubblicato le graduatorie di 2.500 domande circa. Molte le persone in centro storico, molte in terraferma, sono 2 tipi di graduatorie differenti. La novità di quest'anno è che rispetto ad altre scelte fatte da altre città abbiamo scelto di dare la priorità ai cittadini residenti qui a Venezia da tanti anni, quindi priorità ai veneziani perché hanno pagato loro le tasse perché hanno restaurato questi immobili e quindi era giusto assegnare a loro. Il criterio che lo permette è la residenza a Venezia da almeno 25 anni. Il bando era diviso in 2 sottoambiti, il primo per centro storico e isole, il secondo per la terraferma. In totale risultano 190 veneziani e 10 stranieri. Il bando ERP è fatto sulla base di una legge regionale, il Comune ha utilizzato gli 8 punteggi aggiuntivi opzionali che poteva usare per premiare gli anni di residenza e da queste 2 graduatorie attingeranno sia il Comune di Venezia sia l'Ater di Venezia e quindi sono circa 300, 250, 300 gli alloggi complessivi che saranno assegnati sulla base di queste graduatorie. Gli ammessi su 2.354 domande sono stati 2.231, dei quali 618 nuclei familiari stranieri, il 41% di Venezia e Isole, il 59% della terraferma. Il grosso delle case sono restaurate, in questi anni abbiamo messo 18 milioni di euro per restaurare gli appartamenti in centro storico ma anche in terraferma e Ater ha fatto lo stesso, quindi molte case sono già pronte. Decorrerà un mese adesso per le eventuali ricorsi individuali sulle loro posizioni con le modalità che trovate nel sito internet del Comune. Dopo un mese verrà pubblicata la graduatoria definitiva sulla base della quale il Comune e l'Ater chiameranno e consegneranno, quindi già entro prima di giugno ci saranno le prime assegnazioni. L'Osservatorio regionale della qualità dell'aria ARPAV ha emesso oggi un comunicato sul mantenimento del livello arancio di allerta che si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite delle PM10. Con ieri siamo arrivati infatti a 9 giorni consecutivi di superamento del limite. In Comune di Venezia rimangono quindi in vigore le misure di limitazione alla circolazione e agli impianti termici di questi giorni. Il divieto sarà valido fino al prossimo bollettino ARPAV previsto per lunedì. E lo abbiamo detto, il Veneto è ancora nella morsa dello smog. In regione il Partito Democratico definisce inutili i blocchi del traffico se non sono accompagnati da altri provvedimenti e lancia una serie di proposte per combattere l'inquinamento.
Secondo il vocabolario, la parola emergenza indica una condizione di carattere eccezionale che richiede un intervento immediato. Ma può considerarsi ancora emergenza una condizione che si manifesta periodicamente come lo smog in Veneto e il conseguente blocco del traffico? Se lo chiede il Partito Democratico, che ha elaborato una serie di proposte alternative alle politiche fin qui adottate in Regione. Bisogna investire per sostituire gli autobus del Veneto, che sono per oltre il 75% vecchi, sono delle caldaie su 4 ruote che inquinano. Bisogna investire di più nel trasporto pubblico e far circolare meno auto nel Veneto, e bisogna coibentare e far risparmiare energia alle nostre case, che sono tra le principali responsabili delle polveri sottili. Qua bisogna spendere. In questa legislatura, sostiene il gruppo consiliare del PD, il Veneto ha investito 10 milioni di euro in misure antismog, troppo pochi. Il blocco del traffico poi è un tampone insufficiente, come dimostra questa cartina. Le macchie rosse e blu sono le città e gli agglomerati urbani interessati dall'accordo padano antismog. Queste sono invece le emissioni di PM10 per ogni comune. Il Veneto è tra l'altro in forte ritardo nella diffusione di auto elettriche. Basta vedere il numero di colonnine pubbliche, meno di 500 in Veneto. Siamo maglia nera in Italia e l'Italia è maglia nera in Europa, quindi gravissimo ritardo. Qui bisogna spingere molto di più, perché questo è il futuro dell'auto. Un'ultima battuta è su come si potrebbero spendere gli introiti dei pedaggi della CAV, la Concessioni Autostradali Venete. Si prendono gli utili di queste società e li si mettono per finanziare il trasporto pubblico. La A22 del Brennero, che gestisce l'autostrada del Brennero, utilizza gli utili per potenziare la ferrovia. Questo è il futuro della mobilità. Dopo l'acqua alta, Venezia fa i conti con la bassa marea. Si è registrato un livello di meno 50 cm sul medio mare, un fenomeno conosciuto anche come secche della Befana, il contrario dunque dell'acqua alta eccezionale che ha toccato i 187 cm mettendo in ginocchio la città. Di minime notevoli recenti, il centro marea ricorda la sequenza dal 16 al 19 febbraio del 2008, con in serie meno 60, meno 75, meno 83, meno 71. Più recentemente invece un meno 66 era stato registrato il 29 dicembre del 2016 e ancora un meno 66 il 30 gennaio del 2018. Nessuna difficoltà comunque per il trasporto pubblico, che ha percorso i canali maggiori, qualche ostacolo invece naturalmente per le gondole. Un modello scientifico capace di prevedere invece le piene dei fiumi con un anticipo che permetta di prendere decisioni efficaci a tutela di popolazione e territorio. È quello messo a punto dalla Regione Veneto e ora pronto a essere esportato a livello nazionale. Prevedere per prevenire. Si può sintetizzare così il modello previsionale delle piene fluviali messo a punto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell'Università di Padova in collaborazione con la Regione Veneto. Un motto semplice per un sistema complesso, un modello unico in Europa al quale sta guardando con estremo interesse anche il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ed un modello testato già con successo in occasione della tempesta Vaia. Quali fiumi è attivo questo sistema e quali saranno i prossimi? Ma è attivo già da tempo su alcuni dei principali fiumi del Veneto, quindi tutto il bacino del Brenta-Bacchiglione, sul bacino del Piave, sul Muson dei Sassi, e stiamo lavorando per estenderlo a tutti i bacini del Veneto. È un lavoro di squadra in cui si fa rete tra le opere che vengono fatte sul territorio, come i bacini di laminazione, le previsioni del tempo, questi modelli di calcolo. Assolutamente, è un sistema complessissimo. Quando si parla di protezione civile spesso si pensa alla gestione dell'emergenza, in realtà un aspetto importantissimo è la previsione e la prevenzione. Dunque ad opere come diaframmature, consolidamenti arginali, briglie, bacini di laminazione e ad una previsione meteorologica sempre più accurata si affiancano ora questi sistemi di calcolo che possono disegnare con precisione lo scenario sul territorio, perché non basta sapere quando e quanto pioverà, ma anche quale sarà il riflesso esatto della pioggia sui fiumi. Un modello che peraltro sarebbe applicabile anche alla laguna di Venezia. Nel momento che c'è una previsione di una situazione d'emergenza, quanto ci vuole a compiere questo calcolo? Beh, pochi minuti, una decina di minuti. È noto lo scenario della previsione meteorologica, in una decina di minuti tutto è realizzato e predisposto, sia i rapporti che servono per dare l'allarme in senso generale, sia anche invece rapporti più specifici che sono rivolti agli specialisti.
Blitz dei carabinieri ieri sera nell'appartamento di una coppia di spacciatori, poi arrestati. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio una coppia domiciliata a Mestre. Lei italiana di 35 anni, lui tunisino di 32, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I militari monitoravano i loro movimenti da giorni nella zona terraglio favorita e del centro di Mestre, in particolare nel quartiere Piave, riuscendo ad individuare la loro base, un appartamento al primo piano di via Gioberti. Così mercoledì sera è scattato il blitz. All'interno sono stati rinvenuti, anche grazie all'ausilio delle unità cinofile della Polizia Locale di Venezia, oltre un etto di eroina confezionati in 2 sassi conservati in una vecchia cassettiera. I militari hanno sequestrato anche il materiale per il confezionamento delle dosi e quasi 1.500 euro, segno della fiorente attività di spaccio in corso. Il pusher straniero è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore, mentre la donna posta agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Mogliano su disposizione dell'autorità giudiziaria. Le attività dei carabinieri di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sulle aree sensibili della terraferma proseguiranno senza sosta. Prima ha molestato i passanti, poi ha aggredito una ragazza che si trovava all'interno del locale tra Campo San Bortolo e il ponte di Rialto e lanciato uno sgabello contro la vetrata dell'osteria danneggiandola. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Lui, un 29enne di origini tunisine, è stato fermato dalla polizia mentre cercava di allontanarsi e denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento. Ora ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, torniamo con altre notizie tra poco. Di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, allora andiamo a Spinea per occuparci del bar delle polemiche di via Roma. Nonostante la chiusura da parte del questore e le ordinanze del comune, continuano i problemi. Le urla di una donna, una rissa, poi le sirene dell'ambulanza verso le 10 di sera e ancora una pattuglia dei carabinieri che placa gli animi, l'ennesima tempesta, poi la quiete. Questi alcuni fotogrammi che arrivano dall'esterno del bar al cavalcavia di via Roma Spinea. Nelle scorse settimane è finito al centro di infuocate polemiche. Il 18 dicembre scorso il locale gestito da alcuni cinesi era stato chiuso su ordine del questore di Venezia per una settimana dopo aver accertato l'abuso di alcol e la presenza di pluripregiudicati. Nessun caso specifico, ma un clima pesante. A sua volta il sindaco Martina Vesnaver, annunciandolo ai nostri microfoni, aveva prorogato la chiusura nelle ore notturne, anche se il divieto, giurano in tanti, è stato in parte disatteso. Sabato il nuovo episodio con 2 uomini che dopo aver spaccato una bottiglia in testa a un terzo sono scappati a bordo delle loro bici. Scene da Far West all'ingresso di Spinea, condite da insulti, grida e imprecazioni. Gli stessi residenti raccontano da tempo di siringhe, parcheggi selvaggi, giri strani, pedinamenti, talvolta anche minacce. Sembra che le forze dell'ordine stiano valutando un nuovo giro di vite. Siamo allo sport, il basket, perché nonostante gli sforzi l'Umana Reyer in Eurocup si è dovuta rassegnare alla sconfitta nella partita in Germania. Nonostante una grande reazione nell'ultimo quarto rimontando da meno 26, l'Umana Reyer esordisce tra le migliori 16 squadre di 7 Days Eurocup, battuta 98-87 sul campo dei tedeschi dell'Oldenburg. Assente Bruno Cerella, operato domenica in artroscopia al ginocchio destro e atteso per la Final 8 di Coppa Italia. La principale differenza tra noi e loro, ha commentato il coach Rogranata a fine partita, è stato il livello di energia messo in campo. Hanno dominato per 25 minuti sotto questo aspetto, causando molte palle perse e alcune sanguinose. Voglio congratularmi con i miei giocatori, continua De Raffaele, che hanno concluso la partita in campo nel quarto periodo. Abbiamo giocato piccoli, ma abbiamo messo in campo energia, idee e cuore. Questi sono valori, ha concluso, con cui dobbiamo giocare e deve essere un segnale per tutti, perché sono qualità più importanti degli aspetti tecnici. Dobbiamo imparare la lezione perché questo è sempre stato il mio e il nostro DNA e da questo non si prescinde.
Si parlerà di immigrazione e non solo, questa sera a 20:10, subito dopo i nostri telegiornali, ospite in studio il professor Antonio Calò, insegnante e cittadino europeo del 2018, noto per aver ospitato in casa 4 giovani migranti che ora hanno tutti un lavoro e una loro abitazione, notizia proprio di questi giorni. Questa sera alle 21:15 invece su Antenna 3 torna la Zanzega che arriva in Valbelluna tra Castelli, Panorami Dolomitici, Feltre, Borgo Valbelluna e Cortina. I protagonisti visiteranno dunque il centro della città di Feltre, poi Quero, il lago di Arsiè, Forte Leoni. La puntata si chiuderà a Cortina tra panorami unici al mondo sulle Tofane, passeggiando lungo Corso Italia, parlando di mondiali con grandi campioni dello sci azzurro. E ora siamo al momento dedicato ai vostri presepi. Vi lasciamo alle immagini della natività realizzata dalla famiglia Busetti all'interno dell'ospedale civile Santi Giovanni e Paolo, una lunga tradizione di famiglia che davvero si perde nel tempo. Poi a seguire come sempre le previsioni del tempo per domani. Una buona serata a tutti, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Non cambia la situazione, l'anticiclone che garantisce bel tempo sul nostro paese ormai da alcune settimane sarà dominante anche nella giornata di venerdì 10 gennaio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto iniziali foschie e nebbie in pianura, poi in successivo il dissolvimento e lasceranno spazio ad un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ovunque. Dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità sulle zone pianeggianti. Temperature minime piuttosto fredde e sotto zero ovunque, massime fino a 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il sole sarà prevalente, salvo addensamenti sulle zone costiere, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige con tanto sole e al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime anche qui sotto zero, massime sui 9 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione, arrivederci.